dello yogurt e delle fragole? Sì, certo, guarda pure in frigo. Io prendo un po' delle tue verdure. Sì, prendete pure quello che vi serve. Meno male che stanno preparando qualcosa. Il giardinaggio mette sempre appetito. Benvenuti su Numeri da Cuoco. Tempo di stare in forma e leggeri? Grazie a questa salsa mangerete con gusto il vostro piatto di pasta senza incidere sulle calorie. Amici vegani, prendete nota anche voi. Ingredienti per la salsa pepe silico: un peperone rosso, 2 pomodori maturi, mezzo spicchio d'aglio, una piccola cipolla fresca, 5 foglie grandi di basilico, sale quanto basta, pepe indonesiano quanto basta. Per cominciare, arrostiamo sulla fiamma viva il peperone su tutti i lati. Spelliamolo e una volta eliminati i semi, mettiamolo in pezzi nel frullatore. Aggiungiamo i pomodori tagliati in spicchi, l'aglio, la cipolla fresca, opportunamente pulita e tagliata in 4 parti. Ancora il basilico ed una bella macinata di pepe indonesiano. Riduciamo tutto in salsa, aggiustiamo di sale e finiamo di frullare il tutto. Ecco già pronta la nostra salsa a crudo. Come vedete la consistenza è ottima per condire dei buoni piatti di pasta. Che siano spaghetti o pasta ripiena, la salsa pepe silico riesce a rendere speciale un primo piatto tutto fitness. E poi non dite che non vi penso. Con questi bei piatti di pasta degustate un Castel del Monte Bombino Nero di OCG Veritas 2013. Ultima nota, non lasciatevi scappare l'occasione di provare la salsa pepe silico sugli gnocchi. Ciao, alla prossima! Ah, ma per questo che mi avete saccheggiato il frigo!